Presidente, questo 2020 si conclude con una nuova azione di erosione della costa dovuta al maltempo. Com'è la situazione della costa veneta e quanto è urgente un'opera di sistemazione? È arrivato il momento di pensare ad un piano infrastrutturale per la protezione della costa, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto per salvaguardare e mettere in sicurezza la grande macchina del turismo balneare del Veneto. Per questo noi chiediamo che venga finalmente ripreso il ragionamento sulla creazione di un capitolo di spesa all'interno del bilancio regionale agganciato al turismo e dedicato alla salvaguardia di questo comparto economico. Che anno è stato per la stagione balneare di tutto il Veneto? È stato un anno sicuramente difficile, come mai si era registrato prima. È stato un anno anche di soddisfazioni, perché sono orgoglioso del grande lavoro che assieme a tutti i colleghi delegati della nostra associazione sulla costa siamo riusciti a fare. Lavoro che è stato fatto e sforzo che è stato profuso per concepire un nuovo concept delle spiagge, per ridisegnare una nuova visione dei nostri stabilimenti balneari e dei nostri campeggi. Tutto questo per consentire alla grande macchina del turismo veneto di ripartire e di mettere in atto quella grande capacità occupazionale. Dobbiamo continuare in questo senso per guardare al futuro con speranza nonostante le difficoltà. È stato un anno difficile, come hai ricordato, però è stato anche un anno positivo per la grande famiglia di Union Mare Veneto a livello regionale. La famiglia di Union Mare Veneto continua a crescere, a testimonianza che il lavoro svolto e gli sforzi profusi sono stati apprezzati. Proprio la settimana scorsa, nel direttivo di fine anno, abbiamo accolto 2 nuovi ingressi, 2 nuovi soci, l'isola di Albarella e la delegazione di Lido Altanea, località sulla costa tra Caorle ed Eraclea. Siamo soddisfatti del fatto che la squadra continui a crescere, perché questo ci permetterà di essere ancora più forti, ancora più incisivi nel portare avanti la visione di rinnovamento del comparto balneare che già quest'estate ci ha premiato, e quindi di cercare di tradurre le grandi difficoltà dovute dal periodo pandemico, da questa situazione che è ancora imperversa, in un innalzamento del livello della qualità dei servizi che da sempre caratterizzano l'offerta turistica dei balneari del Veneto. Ecco, Presidente, proprio a proposito dell'offerta turistica, è anche notizia di fine anno quella della procedura di infrazione dell'Unione Europea. Che lettura date voi di questa situazione e com'è la situazione in Veneto? Allora, cominciamo col dire che la situazione in Veneto è buona, nel senso che tutti i comuni costieri hanno dato corretta applicazione della legge vigente, la 145 2018, e quindi le concessioni demaniali sono state giustamente estese al 2033, e questo è un ottimo segnale che dimostra ancora una volta la grande interlocuzione tra associazioni di categoria, enti locali e regione. E anche in questo confronto abbiamo avuto un ruolo estremamente importante, soprattutto nel risolvere l'annoso problema delle fideiussioni, e in questo devo esprimere grande soddisfazione ed un ringraziamento particolare a Fidimpresa Turismo, il partner finanziario del sistema Confcommercio, che tanto si è adoperato proprio per consentirci di ottenere questo risultato. Dall'altra parte mi sento di dire la notizia della procedura di infrazione non ci ha colto di sorpresa. È evidente che prima o poi ci dovranno essere appunto dei percorsi di evidenza che porteranno all'assegnazione delle concessioni balneari. Io dico ai balneari del Veneto di non aver paura, perché la professionalità, il know-how che da sempre contraddistingue il nostro comparto sarà il biglietto da visita per consentirci di partecipare ai percorsi di evidenza quando sarà il momento. Faremo una grande battaglia perché il valore aziendale e gli investimenti fatti verranno riconosciuti. Non dobbiamo avere paura di gettare la palla avanti e di correre più veloci degli altri. In conclusione, Presidente, cosa auspica per il 2021 e che augurio vuole fare? Ovviamente il mio migliore augurio a tutti quanti è che il 2021 possa essere un anno migliore di quello che ci lasciamo alle spalle, ricco di soddisfazioni, prospero per tutti. Noi continueremo a lavorare per farci trovare pronti e per consentire la fruizione delle spiagge al più alto livello di sicurezza possibile, al più alto numero di persone che vorranno venirci a trovare. Con l'occasione mi sento di spendere un pensiero particolare per tutti gli operatori sanitari delle nostre ULSS che in questi giorni sono ancora impegnati ormai da mesi nella battaglia al Covid.
Union Mare Veneto da sempre è orgogliosa partner delle amministrazioni sanitarie in tanti interessanti progetti turistici che ci vedono appunto collaborare, e quindi il nostro ringraziamento, il nostro pensiero va a tutte le migliaia di persone delle ULSS che stanno lavorando proprio in questi giorni per tutto il popolo veneto.